Vogliamo sapere dove sono finiti i 650.000 euro, rendiconto dettagliato dei 650.000 euro per il trasporto oncologico di Taranto, vergogna, vergogna, vergogna per l'ASL di Taranto, scandalo all'ASL di Taranto, dottor Scattaglia, dove sono finiti i 650.000 euro del trasporto oncologico? Riavvia subito il trasporto oncologico, è un diritto dei malati di tumori, tuteliamo i malati di tumori, basta, basta. Io adesso sono la moglie di un paziente malato di tumore, quindi aveva questo trasporto da questi ragazzi. Adesso io non so come regolare, mio marito non può camminare, è anziano, ha un'età, le gambe non può camminare, dove andiamo? Questi ragazzi ci facevano comodo perché sono ragazzi garbati di tutte maniere e vogliono lavorare, ma io per me, per mio marito. Il dottor Scattaglia nelle ultime dichiarazioni fatte a Studio 100 nella trasmissione Ufficio Reclami ha detto che i 650.000 euro li ha consumati tutti per il nostro progetto fra autisti ed OSS, cosa non veritiera perché gli autisti siamo 35 e gli OSS sono 9 ed erano previsti 650.000 euro soltanto per i 35 autisti come da delibera regionale. Pertanto noi, anche se lui ha usato 9 OSS in più, 9 OSS non significa che ha consumato 360.000 euro per 9 OSS, è impossibile proprio. Allora noi abbiamo richiesto sia all'assessorato regionale alla Gentile sia al prefetto che il dottor Scattaglia deve dimostrare con un rendiconto dettagliato e per iscritto tutte le spese del progetto oncologico dei 650.000 euro e basta con le sue chiacchiere non sappiamo cosa farci, lui deve dar conto dei soldi dei cittadini, dei contribuenti pugliesi, basta, bisogna tutelare i malati oncologici, cioè è una vergogna che Taranto, una città dove c'è un'emergenza ambientale e di tumori, a un certo momento si toglie un servizio vitale ai malati oncologici, è una vergogna, è uno schiaffo, è uno schiaffo in faccia ai malati di Taranto. La nostra richiesta è quella che deve prorogare subito il servizio e riavviarlo dal 1° febbraio di questo mese. Deve subito riavviarlo e deve dimostrare cosa ha fatto di questi 650.000 euro e che comunque l'assessore Gentile deve mandare degli ispettori a Taranto a vedere tutti i conteggi di questa gestione da parte del dottor Scattaglia, perché riteniamo... Noi chiediamo solamente lavoro, ci hanno fatto lavorare 2 anni e mezzo, poi ci hanno fatto stare a casa 1 anno e mezzo, dove ci hanno chiamato 3 mesi e ci hanno licenziato, noi abbiamo famiglia, abbiamo figli e noi chiediamo solamente lavoro perché ci hanno abbandonato tutti e nessuno ci sta proteggendo qua, né i sindacati, né l'avvocato né nessuno. Noi chiediamo lavoro, sennò qua dobbiamo fare casino. Che i sindacati, sia la CGIL sia la Will della funzione pubblica stanno facendo orecchie da mercante, si sono defilati in maniera proprio schifosa, cioè onestamente guarda da sputarli in faccia. Dottor Scattaglia, dove sono finiti i 650.000 euro del trasporto oncologico? Riavvia subito